Il geologo Franco Lamendola presenta il suo libro che è L'ingegnere delle miniere, parla di una storia della Sicilia ai tempi dello zolfo, del sale, un viaggio storico che fa attraverso una persona a lei molto cara. Chi è questa persona? Mio padre, l'ingegnere delle miniere. Il libro vorrebbe essere una narrazione parallela di due momenti storici contestualizzati in due archi temporali diversi, di cui uno inglobato e intrecciato nell'altro, tra cui appunto da una parte la storia bisecolare della Sicilia mineraria, che inizia alla fine del Settecento per poi chiudersi alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. Una pagina che, a mio modo di vedere, non è stata mai abbastanza raccontata sia dalla letteratura ma anche dalla filmografia, dalla cinematografia, devo dire anche dal mondo della scuola, benché i nostri scrittori conterranei ne parlino, Pirandello, Sciascia, ma anche Camilleri, ma non abbastanza per quello per la durata temporale che ha avuto. Qui stiamo parlando di quasi 200 anni di estrazione di zolfo in Sicilia, nei quali la Sicilia è stata al centro del mondo per la produzione dello zolfo, ma soprattutto per gli scenari sociali che si celavano dietro questa pagina di apparente benessere, di apparente ricchezza, perché di questo si è trattato, di una pagina di apparente ricchezza. Mi riferisco soprattutto al dramma dello sfruttamento di intere generazioni di minatori e di carusi che andavano a lavorare nelle viscere della terra a una profondità di 900-1000 metri dal suolo in condizioni disumane, e anche allo schiavismo dei carusi. Ebbene, dall'altra parte invece in parallelo c'è invece la storia e la caratterizzazione di Totò Lamendola, appunto, che ha contrassegnato con la sua essenza di personaggio, con il suo profilo diciamo umano e anche professionale, l'ultimo quarantennio di questa epoca. Bene, a tenere insieme queste due narrazioni, questo nucleo tematico, due metafore, l'alba e il tramonto. La descrizione dell'alba con cui si apre il libro rappresenta la metafora dell'inizio della giornata, ma dell'inizio di tutto, della storia di Totò, l'inizio della storia dell'epopea dello zolfo di fine Settecento, e mentre il libro si chiude invece con la descrizione del tramonto, che invece è la fine della giornata, e quindi è la metafora di fine di tutto, fine dell'epopea dello zolfo, ma fine anche del contesto sociale entro il quale è vissuto appunto l'ingegnere delle miniere. Il volume è frutto di una sua ricerca perché contiene testimonianze, contiene immagini, contiene documenti di quell'epoca. Sì, certamente. Molto materiale è stato appunto attinto all'Archivio di Stato di Caltanissetta, dove ci sono parecchi dati relativi alle miniere, alle zolfarie e alle saline. E poi ci sono molti contenuti sono relativi ad interviste che io ho fatto qualche anno fa, anche un decennio fa, sinché erano in vita dei personaggi che hanno contrassegnato quell'epoca, tra cui anche ex zolfatai.